Cari amici, ben ritrovati e soprattutto utenti. Oggi parleremo di vendita di energia, quello che sta succedendo un po' in tutte le reti a livello nazionale, che tutto e tutti vogliono vendervi l'energia, che sia elettrica, che sia gas, che sia energia fisica, che sia energia dinamica, vogliono vendervi tutti l'energia. In questo mondo miriade, in questa giungla di gestori e fornitori di energia, cerchiamo di fare un minimo di luce, di illumia. Ora, detto questo, abbiamo un ospite che è il responsabile tecnico dell'azienda Illumia, Marco. Vieni pure, entra pure con noi. Marco, piacere di essere qui, grazie. Grazie a Ciao. voi, buongiorno ai telespettatori. Tu sei un responsabile tecnico di Illumia. Sì. Naturalmente in questo momento noi cercheremo di come dire, scorticarti vivo. Perché? Perché dobbiamo capire il perché c'è tutta questa, c'è in giro di tutti questi gestori che vogliono vendere energia, vogliono vendere lampade a LED, Sì. vendono sistemi vecchia tecnologia, nuova tecnologia, certo. tutto una giungla naturalmente. Certo, Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ci proviamo. Inserisci lampade a LED perché risparmi. Risparmi cosa? Risparmi quando? Risparmi in termini economici. Vieni da noi che noi ti faremo il 30% di sconto su quello che consumi. Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Assolutamente. Vediamo di fare un po' di chiarezza. Certo. Tu hai già un'idea. Perché dobbiamo cambiare gestore? Possiamo spiegare ai nostri amici il perché? Io sono con un gestore che mi dà una determinata tariffa. Certo. Bene. Arriva un altro gestore che dice: vieni con me che ti faccio X di sconto. Ma sulla base di che cosa ci fa questo X di sconto da questo punto di vista? Il problema sta proprio in questo. Tante volte ti vengono offerte, e in questo panorama ci sono tanti venditori che fanno il classico porta a porta e cercano di proporti il loro prodotto, quindi un cambio di energia e di contratto. Molte volte c'è qualcuno che lo fa, altre volte abbiamo dei dubbi, anche delle volte leciti, perché uno rimane su quello che conosce. Sì. Questo partner qui ha trovato un sistema, diciamo, innovativo, perché gli altri ti dicono: ti faccio lo sconto appunto sulla base di che cosa? Niente di tangibile. Uno sconto X, però l'utente finale non è in grado di interpretare o di capire alla fine di questo sconto di che cosa stiamo parlando, proprio perché a noi ci piace poi toccarlo con mano. Perfetto. Cioè, quando ci arriva la bolletta dal nostro gestore, dice: oh, finalmente io spendo 50 euro in meno rispetto a quello di prima. È tangibile. C'è questa opportunità? Sì, perché la bolletta innanzitutto è fatta da, diciamo, due componenti principali, che sono il consumo vero e proprio di energia elettrica e i servizi di rete. Cioè quello che io utilizzo, i kilowatt. Prendo magari 100 kW, 1800 kW in un anno, 2000 kW, quindi quelli li devo pagare. Io faccio andare la lavatrice 3 volte al giorno e ho consumato 50 kW, ipoteticamente, quello è un costo. E lo paghiamo a una cifra X. Bene. Benissimo. Su quello ci si può lavorare, però i margini ormai sono talmente piccoli perché siamo tutti abbastanza equiparati. Per cui diamo anche un valore aggiunto. Abbiamo capito che nella bolletta totale, noi abbiamo già cercato di spiegarlo, ma nella bolletta totale, nel costo totale, facciamo un esempio, i 100 euro per dare una cifra ipotetica. All'interno di questi 100 euro sappiamo benissimo che ci sono le tasse. Esatto. Ma se noi togliamo, diciamo, il 20% di tasse dai 100 euro, ce ne rimangono 80. Esattamente. Bene. Di questi 80, togliendo le tasse, il 20% ipoteticamente, ci rimangono 80 euro. Di questi 80 euro, che cos'è? Cosa ho consumato io? Esattamente, quindi mediamente la media è un 50% è il consumo effettivo di energia, l'altra metà invece sono i servizi di rete, che loro li chiamano di dispacciamento o trasporto di energia. Che è una voce indicata. Che è una voce assolutamente indicata. La bolletta ormai è, tra virgolette, chiara e trasparente, ma di difficile lettura, perché ci sono tantissime voci. Quindi tutti questi balzelli che creano difficoltà. Esattamente, è questo che ho difficoltà, perché ci sono delle proposte dove ti dicono: io ti abbasso il costo dell'energia elettrica, quindi invece di 0,50, dico cifre a caso, te la faccio a 0,48. Quando però poi mi arriva la bolletta a casa è sempre uguale. Come mai? Allora, qui che dobbiamo stare, cari amici e consumatori a casa, stare molto attenti. Il ti faccio risparmiare il 10, 15, 20%, una cifra ipotetica sulla bolletta, attenzione. Perché io a casa sono ignorante in materia, non capisco niente, io spendo 100 euro, vedo un utente, un gestore che mi dice: ti faccio risparmiare il 20%, allora il 20% su 100 euro sono 20 euro, vuol dire che io, se vengo con te,
Ho 20 euro in meno? Sì e no. Ah, perché? allora c'è il trucco. Esattamente, il trucco qual è? Ti dicono che ti abbassano l'energia elettrica, tu vai a vedere la prima voce dove c'è scritto energia elettrica, costo è 0,50, te la porta a 0,48 e quindi tu sei convinto di aver speso meno. Poi ti aumentano il servizio di trasporto e di conseguenza la tua bolletta è sempre uguale. Quindi, allora cerchiamo di capire, ci sono delle voci che non cambiano. Assolutamente, non cambiano per quale motivo? Perché loro comunque ci devono guadagnare, risparmiare e al giorno d'oggi è diventato quasi Allora mi stai dicendo che impossibile. nel costo finale cosa succede? Il costo finale significa che i 100 euro che io do al mio gestore è il suo guadagno, che giustamente deve guadagnare, certo. il costo che giustamente io attingo, che consumo, il costo delle tasse e il costo che qualcuno deve prendere energia in un determinato punto X e portarla a casa mia. Perfettamente. Tutte queste voci, naturalmente, non è che io spendo 100 euro, tu mi fai risparmiare 20 e risolto il problema. Per cui tutte queste voci vanno prese in considerazione. Assolutamente. E perché voi avete esercitato una politica diversa dagli altri gestori? Proprio per poter dare una tranquillità al cliente, all'utente finale, che potrebbe essere sia il domestico che comunque anche il business, quindi un negozio, un terziario o una grossa azienda. Il sistema, tra virgolette, è anche abbastanza semplice. Qual è? È quello di cambiare comunque i corpi illuminanti, il famoso hardware, diciamo, per un computer, c'è il software e l'hardware. L'hardware, in questo caso per noi, sono tutto quello che è la componentistica di lampadine, in questo caso cambiare le vecchie alogene, cambiare le fluorescenze che comunque hanno già un basso impatto a livello di consumi, con la nuova tecnologia che è i LED. Bene. I LED ci permettono di fare che cosa? Ovviamente di abbassare fisicamente l'utilizzo dell'energia elettrica, quindi il costo vero e proprio e il consumo. Il consumo reale, il kilowatt. Il kilowatt. E questa quindi andiamo ad agire direttamente su quello che quanto bevo tecnicamente. Quanti litri d'acqua tu hai bisogno di bere durante il giorno? Benissimo. Con la vecchia tecnologia io ho bisogno di 10 litri d'acqua come rispondenti in 10 kW ipoteticamente. Con la tecnologia LED cosa faccio? Riduco, ne consumo solo il 50 quindi. Per cui mi sono sufficienti 5 litri. 5 litri. Benissimo. Ottengo lo stesso risultato perché l'importante è quello. Quindi a parità di cambio io devo ottenere la stessa luminosità, la stessa luce, quindi lo stesso impatto visivo. Anzi, vado anche a migliorarlo perché comunque il coefficiente cromatico della lampadina LED è molto più alto di una lampadina normale. Parliamo in termini semplici, l'efficienza, il cromatico vuol dire che il flusso luminoso di una luce calda o luce fredda che è un impatto nell'ambiente è superiore rispetto... Diciamo si avvicina al 100 che è la luce del sole. Il LED arriva intorno, dipende dalla lampadina, dagli 85 ai 90, quindi è molto vicino all'effetto sole. Cosa vuol dire? Che se io vado a vedere alla luce del LED è quasi simile alla luce del sole se mi metto fuori a vedere in un rapporto colore. Con poca potenza riesco ad avere un flusso luminoso pari ad una potenza, che poi parleremo di differenze tra potenza vecchia tecnologia e potenza nuova tecnologia. E qui voglio proprio spremerti. Voglio proprio spremerti fino alla fine per vedere, proprio ti faccio un test reale. Abbiamo detto che se noi cambiamo la tecnologia vecchia con la nuova LED, io dai 10 litri porto ai 5 litri. E se poi tu mi aumenti le tasse? No, le tasse in questo caso vanno addirittura a diminuire. Per quale motivo? È strettamente proporzionale l'utilizzo dei kilowatt e il consumo. Mi spiego. Se io consumo 100 kilowatt, ovviamente pago le tasse su 100 kilowatt. Se io invece ne consumo solo 50, già le tasse sono per forza meno, perché le pago solo sui 50. E le tasse sono quelle, e il dispacciamento, cioè quanto vuoi tu per prendere energia da un punto A e portarla a casa mia? Esattamente, anche quello è direttamente proporzionale al consumo, quindi se io vado comunque ad abbassare la voce consumo, quindi non stiamo parlando che ti faccio pagare meno l'energia, che questo è un altro discorso, il prezzo vero e proprio, io ti dico abbasso il consumo, abbassando il consumo in automatico, visto che sono strettamente proporzionali, si va ad abbassare sia il dispacciamento, il costo del dispacciamento, che il servizio di rete che è proprio il trasporto fisico, come se ipoteticamente ci fosse un treno che prende l'energia e me la porta fino a casa. Se me ne porta un kilowatt è un conto, se me ne porta mezzo kilowatt ci vuole un camion più, un contenitore più grande, per cui il costo del trasporto diminuisce. Questo è il concetto. Tranquillo che ti scortico ancora. Bene. Non andate via signori, che ci vediamo dopo la rubrica. Grazie. Ben ritrovati colleghi
e apprendisti ed allievi, passatemi il termine. Siamo alla fase di collaudo finale, abbiamo già realizzato il nostro circuito di alimentazione a 7 segmenti, abbiamo inserito il display, abbiamo inserito le resistenze, abbiamo inserito il morsetto per l'alimentazione, abbiamo inserito i pulsanti e l'abbiamo fatto tutto. Naturalmente questo è il risultato, vedete? Questo è il risultato del componente a 7 segmenti. Un po', come posso dire, nella sua entità molto armonizzante. Cosa vuol dire? Ho cercato di tenere uniti un po' tutti i pulsanti, ma dare più spazio alla basetta. Dov'è? È alla fantasia. Lascio alla vostra fantasia il tipo di posizionamento. Questa è la parte dietro della parte del circuito di alimentazione, cioè le piste. Ora abbiamo inserito le nostre resistenze e tutto il resto. Prima di tutto, prima di accendere, ci sono delle varie fasi, ok? Ci vuole l'alimentatore di alimentazione naturalmente e uno strumento di misura. Perché? Perché al di là di chi ha già un alimentatore a tensione fissa, cioè sui 12 volt, per chi dovesse avere un alimentatore variabile, allora è necessario uno strumento di misura, cioè il classico tester, cioè dobbiamo andare a posizionare esattamente la tensione di ingresso, altrimenti se è troppo poco, troppo debole non si accende, se è troppo forte si rischia di bruciare il tutto. Per cui noi andiamo a controllare l'alimentazione. La breadboard per una questione di comodità di connessione, non perché necessita. Per cui l'alimentazione andiamo a controllare, andiamo a vedere il nostro alimentatore. Noi misura naturalmente ecco, siamo sui 12,48 volt. Naturalmente noi possiamo regolare, essendo un alimentatore variabile, possiamo andare, se la regia lo permette, possiamo andare sui 12, ecco, caliamo esattamente sui 12,5, 12,4, andiamo direttamente sui 12 volt, ma comunque ci sono delle tolleranze, non è che uno deve essere per forza 12 volt. Ecco è tutto. Per cui mettiamo il nostro positivo nella breadboard sul positivo, mettiamo il negativo inserito sul negativo, è solo una questione di comodità. Io avrei potuto prendere l'alimentazione e portarla direttamente sui morsetti dell'alimentatore, ma mi è più comodo fare questo tipo di lavoro. Fatelo anche voi a casa, in questo senso e quest'altro. Ed ecco il nostro dispositivo, il nostro display che si è acceso. Ora possiamo divertirci a capire che cosa abbiamo fatto, cioè qual è il pulsante rispondente al display. Ne accendiamo uno, adesso è tutto acceso. Ecco, questo qui ad esempio è il display centrale. Che cos'è questo? È il display G. Ora, se questo qui è il display G, come in questo caso, vedete, il display centrale, se la regia, ecco, se questo qui è il display G, cosa vuol dire? Io ho una mente molto forte di memoria, oppure prendo il mio pennarello, cosa faccio? Non faccio altro che andare a pigiare sopra, scrivendogli sopra il G. Ecco, vedete? Gli ho scritto sopra il G. Poi andiamo a vederne un altro. Ecco, abbiamo questo laterale. In questo caso noi siamo sulla F. Abbiamo il pulsante F. Allora, in questo caso noi scriviamo sopra F. E così via. Ora, avendo tutti i pulsanti, noi possiamo spegnere tutto spento, e andiamo a farci i nostri giochini, come si vuol dire, vedete? Questo è il numero 1, poi abbiamo il numero 7, poi possiamo fare il numero 3, vedete? Abbiamo fatto il numero 3, e poi se noi andiamo a completare il tutto, questo qui è una J, ci sono anche le lettere. A questo momento, una volta che abbiamo
classificato tutti i pulsanti con delle lettere, noi possiamo divertirci a fare dall'1 allo 0, compreso le lettere anche dell'alfabeto. E a questo punto è una questione di fantasia e ci divertiamo. Questo è il finale. Spero che vi sia stato di vostro gradimento, siete stati contenti, che il vostro circuito funzioni. È l'ultima puntata, spero che ce ne siano delle altre a venire per darvi un valore aggiunto alla crescita della vostra, come si vuol dire, scuola di elettronica, e ci vedremo in seguito. Grazie per avermi sopportato in tutte queste puntate e alla prossima. Ciao ragazzi a tutti. Grazie per essere ancora qui con noi, proseguiamo con il nostro amico Marco. Abbiamo lasciato i nostri utenti a casa in merito sulla distribuzione dal momento in cui si attinge energia, trasporto, sino ad arrivare all'utente finale. Naturalmente noi non dobbiamo, l'utente finale, che sono io, sei te, giustamente, tutti noi, non è che dobbiamo pensare che l'energia sia giù in cantina o a 2 minuti, va prodotta, per cui ci sono dei luoghi che vanno prodotti. Magari anche l'approvvigionamento, faccio un esempio, un fornitore che mi distribuisce l'energia a casa mia, io potrei anche sapere, ma questa energia che porti a casa mia, da dov'è l'approvvigionamento? Certo. Nucleare, eolico, geotermico, fotovoltaico, giusto da poter capire che cosa stiamo combinando, sempre per il discorso del protocollo di Kyoto, da poter immettere il meno 20% di CO2 nell'atmosfera nel 2020. Assolutamente. Benissimo. Io direi alla regia gentilmente di mandare un attimo una slide che è molto significativa. Ecco, il mercato elettrico, la filiera. Perfetto. Diamo ai nostri consumatori un'indicazione: generazione, trasmissione, distribuzione e vendita. Qui, Marco, riusciamo a dare ai nostri utenti, quando un gestore dice io ti faccio un tot percentuale di sconto, Esatto. vanno a toccare questi argomenti? Anche questo perché è errato pensare che tutti produciamo energia elettrica o comunque creiamo l'energia elettrica, nel senso, come vediamo all'inizio, c'è la generazione che può essere fatta, come hai detto tu prima, in vari modi. Dopodiché, e questa è liberalizzata nel senso che tu la puoi fare termoelettrica utilizzando il gas, l'eolico. Per cui parliamo della generazione, cioè la produzione, l'approvvigionamento può essere fatta. Qui chiunque non... No, libera nel senso, chiunque può produrre energia, perché anche tu a casa ti metti un piccolo fotovoltaico, sei libero diventa di produrre, un piccolo produttore. Un piccolo produttore a tutti gli effetti, ed è l'energia che va a finire lì dentro, quindi nella generazione, perché tu la metti dentro in rete e viene dispacciata, magari la tua stessa energia la posso utilizzare io. Bene. Ma dopodiché cosa succede? Che quell'energia lì va a finire chi? In mano a un monopolio, in questo caso. Perché allora tutta la produzione, indipendentemente dalla fonte, va a finire in mano a un monopolio. Monopolio cos'è? Lo Stato? Fondamentalmente aziende comunque... Ci viene quasi spesso a pensare monopolio Stato. Sì, no, non è così. In questo caso è un'azienda esterna che comunque ha un appalto con lo Stato e possiamo anche dire tranquillamente il nome perché tanto c'è solo lei, ed è Eterna che gestisce tutta questa operazione. Fino, diciamo, facciamo l'esempio, a una cabina finale, dove io, cabina finale, distribuisco a chi compra l'energia, quindi agli altri enti. Per far capire bene, Terna a livello nazionale italiano, perché fuori c'è un altro gestore, a livello nazionale acquisisce l'energia, compra l'energia per il territorio nazionale. Poi la mette sul mercato e dire... signori, chi vuole comprare la mia energia? Perfetto, dico bene? Esattamente, tutti possono attingere, diciamo, a quel pozzo lì e poi uno decide quanto vendere questa energia o come venderla, perché ecco la differenza nostra confronto agli altri. Noi è come la vendiamo. La vendiamo probabilmente in maniera diversa e riusciamo ad avere un appeal più interessante. Per cui molto attenti a quando uno dice io ti faccio risparmiare un X sulla bolletta, che vuol dire tutto e niente. Assolutamente. Questi sono i passaggi vitali che l'utente finale deve comunque affrontare, indipendentemente da tutto. Da chiunque sia il gestore, questo è il passaggio. Per assurdo, non esiste nessun gestore che può attingere l'approvvigionamento di energia fuori da Terna? Per dire no, io non la compro da Terna, la compro da Acquaterna perché me la dà meno? Perché c'è il monopolio, appunto. C'è un monopolio.
Dopo lì sta ai quantitativi di energia che compri, a quanto sei bravo a comprarla. Allora è la legge del mercato, più compro e meno spendo. Sì, non sempre così, però sì, in linea di massima è così. Però questi sono i passi comunque base da tenere presente. Sono assolutamente dove chiunque venga a proporre l'energia fa questo passaggio. Quindi sono dati che comunque nella bolletta non c'è mica scritto. No. Non c'è scritto che dove attingono, dove c'è l'approvvigionamento, il monopolio di Terna che la mette sul libero mercato e poi c'è la vendita. Esattamente. La vendita è liberalizzata, allora quando si parlano di tutti questi gestori è proprio la vendita. Sì, ci sono due canali, diciamo, il maggior tutela o libero mercato. Il maggior tutela è praticamente il prezzo imposto da un'autorità che è... Dimmi. Dopo spieghiamo approfondito. Ok. Non andate via dopo la pubblicità. Grazie. Prego.